comunque la petizione la firmo anch'io. Ah, che meraviglia! State a 501, tranquilli. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Amici bellini, avete sentito? Madonna mia, che gran colpo, che gran colpo. È tutto merito vostro, la community. I rumori, la community dei rumori, una cosa scandalosa. Il link per la petizione lo trovate in basso in descrizione, come tutti i link. Se siete nuovi, benvenuti, perché questa community sta crescendo. Siete voi, no per me, no per loro, ma per voi. Siete voi e godiamoci insieme, perché me la riguarderò anche io in questo momento, questa straordinaria intervista, dove se la guardate fino alla fine si capiscono altre cose, che alle nostre si aggiungono cose alle nostre intuizioni. Cominciamo. Amici bellini, è un onore e un piacere potervi portare sul canale Nunzia Marciano, volto noto della televisione, giornalista, scrittrice, Canale 8, ma anche Napoli Magazine. Grazie Nunzia per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi dell'invito. Tra l'altro, voglio dire, restando in tema, sono anche scrivo anche per La Voce di New York, che è un giornale americano, italo-americano. Ci sta. E questa è la cosa pazzesca, perché io mi sono ritrovato navigando il tuo sito, che ovviamente invito tutta la community a seguire, nunziamarciano.it, e vedo La Voce di New York, vedo la tua intervista, insomma eri a ribalta con gli amici Rosario e Pasquale, e quindi ho detto no, la devo contattare assolutamente, perché noi stiamo qua e parliamo di Napoli a distanza. Nunzia, mi sarebbe piaciuto chiamarti in un periodo un po' più sereno, un po' più gioioso. Purtroppo ci troviamo di fronte a questo periodo di crisi. Tu parlavi pochi giorni fa di un atto di coraggio, leggevo il tuo articolo su Napoli Magazine. L'hai visto questo atto di coraggio? È mancato? Che è successo? Allora, il mio appunto su Napoli Magazine, in cui si faceva riferimento all'atto di coraggio, era però in conseguenza di un'altra cosa che andava fatta, secondo me, che era una mano sulla coscienza, e io credo che questa mano sulla coscienza se la dovessero passare un po' tutti i giocatori, squadra, dirigenti, eccetera. È chiaro che il mio appunto con l'atto di coraggio era anche un po' conseguente allo stato d'animo di quel momento. Poi nelle settimane successive si è parlato tantissimo di un cambio di panchina, quindi si è parlato anche del fatto che potesse tornare in auge il nome di Maurizio Sarri, addirittura si è parlato di Allegri, si è parlato di Mazzarri in qualche altra occasione, eccetera. Dopo l'uscita del Napoli dall'Europa League, a questo punto ti dico che meglio arrivare alla fine di questa stagione e poi capire il da farsi, anche perché io non immagino un allenatore che possa prendere in questo caso le redini della squadra e quindi cercare di traghettarla a questo punto, dove l'unico obiettivo in questo caso è la qualificazione, quindi cercare di arrivare a quel quarto posto, ma Coppa Italia se ne è usciti. Tra l'altro io non mi sono neanche trovata molto d'accordo con Gattuso quando prima di uscire dalla Coppa Italia disse non è tra i nostri obiettivi, una coppa è una coppa, cioè io direi che escluderla così, soprattutto quando poi si è in un momento di crisi così particolare. Io ho visto la partita chiaramente ieri sera, si è vista un po' di Napoli, del Napoli, si è visto un po' di Napoli, sto parlando ovviamente della partita contro il Granada, si è visto di nuovo un po' di Napoli, ma non è stato assolutamente abbastanza. Purtroppo si sono create tante azioni da gol, ma non finalizzarle poi ha portato all'esclusione del Napoli dall'Europa League. Adesso resta il campionato. Esattamente. E tanta amarezza anche intorno certo. a tutto questo, ovviamente. No, mi fa piacere che sottolinei questa cosa, insomma, anche dell'atteggiamento che nelle ultime conferenze stampa, poi si è arrivati anche al silenzio stampa breve perché l'Europa ti costringe a parlare. Adesso non so, chiedo a te, secondo te continuerà il silenzio stampa in campionato oppure si ritorna a parlare? Beh, il Napoli ci ha abituato spessissimo ai silenzi stampa, anzi molto spesso siamo stati proprio vittime di questi silenzi stampa del Napoli, tanto da
doversi anche chiedere quanto fosse giusto. Poi è vero, come dicevi tu, l'Europa League, anche la Champions League ti obbliga a parlare, quindi poi in quel caso si cercava anche di capire che cosa accadeva in campionato. Io credo che quel silenzio stampa sia stato ovviamente successivo a quella partita, a quel risultato. Mi immagino, spero che con un risultato migliore o con un atto di coraggio in questo caso si ritorni a parlare, fermo restando che non c'è nessuna logica nel fatto di perdere una partita con quel risultato e poi arrivare al silenzio stampa. Ecco, quel coraggio di cui parlavo forse andava preso e andava affrontato, perché il silenzio stampa in quel caso lascia il tempo che trova, anche se lo stesso Gattuso più di una volta ha detto prendetevela con me, non con la squadra, quindi vuol dire che almeno da qualche parte un po' di quel coraggio esce. Sì, è vero, perché ultimamente stanno uscendo, si sta assumendo un pochino più responsabilità. All'inizio giustamente metteva sul piatto anche quelle che sono attenuanti, non vogliamo parlare di alibi, ma è anche evidente che quello che ci è successo a livello di infortuni e di defezioni avrebbe distrutto insomma un toro, perché è complicato andare avanti quando non hai un attaccante da schierare, però si fa di necessità virtù, si prova ad andare avanti. Ieri si è anche vinto, dico ieri ma oggi lo stiamo postando, quindi 2 giorni fa, su questo canale è sempre martedì, Nuzia, devi sapere. Ok, va bene, perfetto. No, tra l'altro ovviamente queste sono partite che si giocano sui 180 minuti, esatto. Quindi alla fine è come se tu avessi vinto un tempo. Tra l'altro voglio giusto aggiungere una cosa, che è chiaro che non è una critica né una previsione, perché è ovvio che non è detto che sia così, però il Napoli in questi ultimi anni, ce lo ricordiamo con Ancelotti, ha anche cambiato quello che era lo staff medico, almeno in buona sostanza. Va detto, io spezzo questa famosa lancia, che prima forse tutti questi infortuni non c'erano, anzi il Napoli era una delle squadre con meno infortuni. Io personalmente sono amica di Alfonso, quindi purtroppo, fortunatamente lo dico così, ma è chiaro che senza nulla togliere alla squadra di adesso, ovviamente alla squadra, allo staff tecnico e in qualche modo anche gira attorno al Napoli, però io mi ricordo questa chicca del Napoli che aveva meno infortuni possibili. Poi chiaramente Gulam non fa testo, uno come Gulam non fa testo. Io mi ricordo il famoso Zuniga, che manco faceva testo, l'uomo più pagato senza aver mai giocato del Napoli probabilmente, però è chiaro che effettivamente tanti infortuni. Ieri si è rivisto Mertens, che devo dire quando è rientrato ha cercato di fare il suo, purtroppo tantissime occasioni gol, cioè in 3 minuti tante occasioni gol, però poi è sempre così, se poi non le finalizzi lasciano un po' il tempo che trovano. Si è rivisto il Napoli sprecone, almeno però sai, col Napoli sprecone tu intravedi una proposta di gioco e qualche cosa positiva. Senti, tu mi citi Alfonso, io ti devo mettere al corrente del fatto che da qui insieme insomma al canale abbiamo fatto partire una petizione che poi è una forma di lettera aperta verso la società Calcio Napoli. Siamo quasi a 500 firme, che per una piccola community è già per me tantissimo, e io individuo in Alfonso De Nicola un'eccellenza che aiuta a coordinare e anche di prevenzione assoluta, perché De Nicola diceva di Higuaín come doveva mangiare, De Nicola diceva giocatore per giocatore cosa, ed era proprio evidente che fosse un'eccellenza studiata in tutta Europa. E poi anche io sottolineo la figura magari di strutturare un pochino meglio la società con una figura che all'epoca era De Matteis, che adesso sembra un pochino mancare, che possa fare anche da tramite a volte tra società, la stampa, giocatori e allenatore. Vedo diciamo, allora io annuisco perché chiaramente mi attengo anche a quelli che sono i fatti. Io ovviamente mi occupo di sport, ma da oltre 15 anni mi occupo anche di cronaca, di politica, di giudiziaria, quindi sono abituata a vedere anche il calcio un po' in quell'ottica, lo guardo in una maniera come se fosse cronaca, e purtroppo è sotto gli occhi di tutti che più di una volta la comunicazione del Napoli è stata veramente inopportuna, veramente in alcuni casi pessima. Molto spesso si sono fatte addirittura conferenze stampa senza poter fare domande. Io stesso ho partecipato a qualche conferenza come questa, quindi che è proprio l'antitesi della conferenza stampa. Tuttavia è chiaro che dal punto di vista, come dicevi giustamente tu, tecnico, di supporto alla squadra, dal punto di vista proprio medico, è chiaro che questi sono dati che parlano da soli. Tra l'altro lo stesso Alfonso De Nicola, assieme al professor Antonio Giordano, rientriamo di nuovo in America, direttore dello Sbarro Institute di Filadelfia, ha portato avanti addirittura delle ricerche proprio sul DNA dei giocatori, su quelle che sono le caratteristiche tecniche, partendo proprio dai giocatori del Napoli. Quindi a me piaceva, cioè nel senso mi piaceva da
anche da tifosa, dal fatto di poter dire beh, abbiamo questa soddisfazione di avere meno infortuni rispetto alle altre squadre. Io mi ricordo benissimo, ti ripeto, sono amica di Alfonso, quindi mi ricordo benissimo quei giorni in cui effettivamente l'arrivo di Ancelotti, che si portava dietro tutto il suo gruppo, tutto il suo staff, a un certo punto ha cominciato a cozzare dopo 14 anni, cioè voglio dire non un 2 o due. Però è chiaro che se tu ti metti nei panni di De Laurentiis, se tu prendi uno come Ancelotti e il suo staff ha quella linea, lui si porta dietro tutto il suo staff, a un certo punto purtroppo lì c'è stata anche un po' un gioco forza tra quello che era De Nicola, che era poi il punto focale dello staff medico del Napoli, e quello che invece era la figura fortissima di Ancelotti. Comunque la petizione la firmo anch'io. Ah, che meraviglia! State a 501, tranquilla. Meraviglioso, grazie. Allora, per chiudere questa straordinaria, breve ma straordinaria intervista, perché non hai idea di quanti spunti ci dai e quante conferme a certe intuizioni, perché poi io sono un tifoso, do voce ad altri tifosi, ma alla fine possiamo solo intuire, ed è per questo che io chiamo gli addetti ai lavori di cui mi fido. Vabbè, lasciamo perdere. Uno sguardo breve verso il futuro. Adesso si dice che Gattuso avrà un pochino più di tempo a disposizione per lavorare, anche se tra Benevento e Roma sono 6 partite in 20 giorni, perché ci hanno messo anche il recupero della Juventus il 17 marzo. Qual è la nostra speranza? Di recuperare almeno qualche infortunato, così rivediamo il Napoli un po' più arrembante dell'inizio? Guarda, quando io scrivo su Napoli Magazine, tra l'altro io ho scritto di calcio anche sulla Voce di New York, mi sono vista una marea di partite proprio lì alla Ribalta, che è il fan club ufficiale del Napoli, quindi tante partite tipo a mezzogiorno me le sono andata a vedere lì quando il Napoli giocava alle 6. Io scrivevo quando il Napoli giocava alle 3, speriamo almeno che non c'entosse con Raul, detto proprio alla napoletana, quindi per me già non intossicarci direi che sarebbe un grandissimo traguardo. Detto questo, io penso che al di là di quello che è appunto l'obiettivo, che oramai è unico, quindi il raggiungimento di questo quarto posto, già vedere un Napoli un po' più compatto, con un po' più grinta. Io ho scritto nei miei articoli che non si capisce qual è il solco che sta tracciando il Napoli, quindi è come se fosse una squadra allo sbando. È chiaro che non ha più i suoi punti di riferimento, adesso abbiamo recuperato Mertens, ma io penso ai punti di riferimento del passato. Tu immagina un Hamsik, immagina un Peperina, immagina quei giocatori che sono stati un vero collante per la squadra, al di là della tecnica, perché poi va anche detto che molto spesso i tifosi del Napoli, senza, voglio dire, di colpo ferire, hanno accusato Hamsik nei suoi periodi peggiori, ma Hamsik, al di là dell'aspetto tecnico, quindi Hamsik a un certo punto al centrocampo faceva più danni che cose buone, però era un regista degno di quel nome, almeno un uomo spogliatoio, ma come lo stesso Peperena. Oggi Mertens fuori, io non ho visto proprio l'anima del Napoli, io ho visto il Napoli subire dei gol e guardarsi come a dire scusate ma chi se l'è perso. Quindi anche questo ti dà l'idea appunto che è una squadra, a me come se sembrasse una squadra senza collante, una squadra che non sa da che parte sta andando. È proprio vero, Nunzia, infatti quando mi parlano di Sarri, del ritorno di Sarri, e mi dicono quello potrebbe aggiustare tutto, io dico aspettiamo un attimo prima di cantare vittoria, perché mancano tanti uomini cardine che hanno aiutato poi quella squadra a fare gruppo, a essere tutti uniti, compatti non solo tra le linee tatticamente, ma compatti proprio come gruppo. Troppe volte abbiamo visto proprio il gioco dell'indicarsi tra di loro, era tuo, e l'ultimo gol lo abbiamo visto, Rachmani in mezzo tra Maksimovic e 3 avversari, e purtroppo è così. Guarda, io a calcio ci ho giocato, nel senso che io gioco nella squadra femminile di calcio a 5 dell'ordine dei giornalisti della Campania. Tra l'altro saluto tutte le mie oramai ex compagne di squadra, perché purtroppo pandemia in corso, ahimè, tanto che non giochiamo, ma anche noi abbiamo fatto dei tornei, giocavamo anche con una certa regolarità, e la prima cosa che ci diceva il mister, e che noi effettivamente poi vedevamo, era appunto il fatto di avere un obiettivo comune. Ognuno doveva conoscere il suo ruolo, ognuno doveva sapere qual era il suo obiettivo, doveva fare gioco di squadra, ed è quello che io non ho visto nel Napoli, lo vedevo più nel nostro calcio a 5 che nel Napoli di oggi. Quindi se nel caso Gattuso avesse bisogno, noi siamo più o meno un po' più libere, non ci sono... io avevo il numero 14 di Mertens, nel caso mi inserisco, non è un problema. Fantastico. Nunzia, io resterei ore a parlare con te, ma ti lascio andare e ti ringrazio tantissimo, spero di poterti riavere ospite sul nostro canale presto, e già sai, New York sta qui e non ha
appena i viaggi sono più, insomma, fattibili, ci incontriamo. Guarda, io ci sono stata per un mese a New York nel 2017, proprio perché sono stata lì alla Voce di New York, ho fatto questa collaborazione in loco, che tra l'altro la Voce di New York ha la sede nell'ONU, quindi una cosa spettacolare. Però ti dico, quando io sono venuta lì, tutti mi hanno detto, vabbè, ora non torni più, adesso sei lì, mi hanno anche fatto una specie di offerta di lavoro, quindi vedete, ho detto, guarda, New York è bellissima, ma Napoli non si tocca. Io, nel caso, il collegamento quando vuoi, venga a mangiare una pizza da Rosario, che saluto con grande affetto, che è un caro amico, però io sto a Napoli, collegamenti quando vuoi, non ti preoccupare. Alla grande. Signori, Nunzia Marciano, grazie mille Nunzia, alla prossima. Grazie e sempre Forza Napoli. Sempre. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato tasto, da sapere solo, non mi ricordo come mi chiamo.